Forte scossa di terremoto attorno a mezzanotte con epicentro a Ravenna, ma avvertito distintamente in tutto il Veneto. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco, spavento ma nessun danno. È stato un terremoto profondo con epicentro a circa 20 km. A Padova i rischi rimangono bassi, molto maggiore statisticamente il pericolo di dissestri idrogeologici e alluvioni. Padova ha la fortuna di stare lontano da delle sorgenti sismiche attive, cioè delle faglie che producono terremoti, come quella che ha prodotto il terremoto di stanotte, o come le faglie, le più vicine a Padova sono attive, sono chiaramente quelle del Modenese e del Ferrarese settentrionale, quindi quelle che del 2012 hanno prodotto magnitudo 6. Per capire cosa può accadere nelle prossime ore ci si deve basare sulle statistiche generali. Non è un fenomeno come quello del meteo che può azzardare previsioni sicure fino al 95%. Purtroppo non è possibile prevedere l'evoluzione delle sequenze sismiche, cioè noi possiamo aspettarci statisticamente qualcosa, ma se le probabilità sono bassissime, stiamo parlando del meno dell'1%, di avere un altro terremoto di queste dimensioni nelle prossime 72 ore o più grande. Quindi e questo si basa sulla statistica di tutti i terremoti del mondo. Nel Veneto la situazione è comunque legata ad alcune zone più a rischio, specie la pedemontana. Il Veneto è chiaramente ha una zona che è altamente pericolosa e a rischio, che è la pedemontana, dove intendo sicuramente dal Coneglianese, cioè dal Cansiglio, per procedere tutta la fascia fino al lago di Garda. Lì abbiamo un terremoto grande, ma molto molto più grande di questo, ogni 2-3 secoli.